Ben ritrovati dalla redazione. Una manovra di disostruzione pediatrica ha salvato la vita in spiaggia a Bibione a un bambino triestino di 14 mesi. Erano circa le 11:30 di ieri quando il piccolo di poco più di un anno in vacanza al mare nella località balneare veneta assieme ai genitori ha rischiato il soffocamento mentre stava tranquillamente mangiando alcuni pezzi di anguria sotto lo sguardo attento dei genitori. Un pezzo di anguria però ha rischiato di farlo soffocare, non riusciva più a respirare. Sul posto sono intervenuti immediatamente sia il coordinatore del salvataggio della spiaggia del Lido del Sole, Filippo Padovani, che opera anche a Lignano Pineta, sia i ragazzi in servizio sulla spiaggia e anche un'infermiera che presta servizio nel reparto di emodinamica dell'ospedale di Udine, anche lei in vacanza a Bibione. È andato in scena il secondo colpo in casa nel rione di San Vito a Trieste dopo la truffa ai danni di un anziano in via Navali. Un secondo episodio si è verificato in via Goineo dove intorno alle 23 dell'altra sera ignoti si sono introdotti in un appartamento. Il proprietario, che si trovava in vacanza nel sud Italia, ha avvertito la questura di Trieste dopo aver visto i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nell'abitazione, nella quale si vedevano chiaramente degli estranei. I ladri hanno portato via alcuni monili, ma il valore della refurtiva è ancora da quantificare. Sul posto sono arrivati due volanti della questura, ma i malintenzionati si erano a quel punto già dati alla fuga. Indaga la polizia di Stato. Versa in condizioni serie ma non è in pericolo di vita l'operaio che è caduto da una scala mentre lavorava in un cantiere nel comune di Osoppo. È successo poco dopo le 14 di ieri, quando l'uomo residente a Buie con mansioni da cartongessista classe 1972 ha perso l'equilibrio procurandosi lesioni al torace e alla testa. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno trasportato all'ospedale di San Daniele del Friuli. I carabinieri, come da prassi, personale della struttura prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'azienda sanitaria, a loro e ai militari dell'arma è affidata la stesura del rapporto che dettaglierà la dinamica dell'accaduto. Difendere i pini di Grignano a Trieste e riaprire il percorso pedonale chiuso dal 2023 e garantire un accesso sicuro al mare per tutti sono i tre obiettivi principali della petizione lanciata dal gruppo Riva Massimiliano e Carlotta. Si è qui, hanno detto, per difendere la costa, il mare e gli alberi, così è stato spiegato dal gruppo nato nel 2023 dopo la chiusura al pubblico del tratto di litorale tra Grignano e Grignano 2. Uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata: sulla costa cielo in genere poco nuvoloso variabile, con vento da sud moderato tra Lignano e Grado, in pianura e in montagna nuvolosità variabile con probabili rovesci locali dal pomeriggio e qualche isolato temporale più probabili tra pianura e prealpi. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 14 e 17, sulla costa fra 17 e 20 gradi, le massime in pianura fra 26 e 28 e sulla costa fra 24 e 26 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione, grazie per averci seguito, a più tardi.